La hall del municipio è diventata ormai da 2 anni una sala espositiva permanente. Entrare in municipio a Tezze sul Brenta diventa ogni volta un'esperienza suggestiva, un tuffo nel mondo dell'arte e delle emozioni, un modo originale per apprezzare l'artigianalità e la creatività del territorio grazie a una cinquantina di artisti locali. Abbiamo inaugurata quella del nostro concittadino Primo Lago, le cui caratteristica è quella di dipingere su legno. Ecco, come potete ben vedere, quella alla mia sinistra è un dipinto fatto su una chiusura di quelli che una volta erano i granai, ecco, la parte superiore dei nostri edifici dove si depositava il grano turco. Oppure quello che vedete, quel bauletto che vedete alla mia destra, che è un bauletto della guerra che conteneva i medicinali, tant'è che è identificato con una croce rossa. Anche le scuole sono coinvolte in questo progetto, proprio come gli alunni della sezione azzurra della scuola dell'infanzia. Loro, insieme agli artisti di Artez, hanno dimostrato, una volta in più, che l'arte è davvero il linguaggio di tutti e il modo migliore per dare il benvenuto a Tezze sul Brenta.